Questo programma è offerto da terra mia fa fuma per tutte parti e appressa e si fuma sotto a sto mare e casa si può vedere. A terra mia i pensieri mi fa scarfa e a sotto c'è sto fuoco. Sta terra sai e sta terra trema, sta terra sai e sta terra trema, sta terra sai manna una foto a cire che sta sete, so tant'anni già che me ne voglio fuori, ma non riesco a fare. A terra mia è un fuoco, a terra mia è un fuoco. La ya ra ra, la ra ra, le re ron. La ya ra ra, la ra ra, le re ron. Si scina bascio porta, a terra mia si gonfia quando saia e varca pure stanno in terra arena e la gente balla in coppa a paura come se fosse niente, come se fosse niente. A terra mia è no, a gente mia è no, a terra mia è no, a terra mia è no. E signori, questa era Simona Bo con A terra mia per questo grande inizio di Vulcanici Pod Club, un nuovo corso glorioso di questo format. Daniele Ippolito, Fre, parla di qualcosa di questa pazzia. Questa è una vera pazzia, perché poi coinvolgermi in video non è stata una scelta semplice, però diciamo che il primo impatto già promette bene. Volevo un attimo ringraziare Federico Lungo alla chitarra, Graziano Donadona al Rhodes, che in questa nuova versione, in questa nuova diciamo format di Vulcanici saranno i musicisti resident. Magari qualche altra volta verrà qualche altro amico a trovarci, però loro due sono, diciamo, uno base. Antonio De Carmine. Buongiorno. Buongiorno, Antonio De Carmine e Simona Bu oggi ospiti di questo format un po' nuovo. Abbiamo deciso di rinnovare perché prima con Vulcanici abbiamo lavorato fino ad oggi su delle monografie di artisti napoletani e non musicisti, cantanti e abbiamo deciso, ma facciamo questa cosa nuova che non si porta proprio assolutamente, di fare un podcast. Qua sembra che se non è un podcast tuo non sei nessuno, cioè, però abbiamo delle particolarità, abbiamo la musica live in questo podcast ed è forse l'unico podcast, diciamo, in cui tra i presentatori c'è una differenza di peso sostanziale, quindi... Ma fortunatamente forse sono le 6 stagioni precedenti di Vulcanici che ci hanno poi messo in questa condizione, voglio dire. Assolutamente. Possiamo lanciare la cosiddetta, permettimi di dire, sigla? Va bene. Posso dirlo? Lo dico io o lo dici tu? No, tu. Sigla. Ed eccoci ufficialmente, puntata 000 di Vulcanici podcast. Puntata meno uno di Vulcanici. Abbiamo qui ospiti Simona Bo e Antonio De Carmine. Abbiamo prima ascoltato A terra mia di Simona Bo, cioè di Bimbi di Fumo, il progetto che è, poi ne parleremo. Adesso però partiamo con un piccolo grande classico di Antonio De Carmine. Na 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 na
stanza e 43 amici, una candela e tanta voglia fa, oh burdel chiamato la rivoluzione. Ciccio tra tutti era targato non capiva però gli piaceva fumare, aveva gli occhi la felicità e un boccione paesano passata sta canna. Slogan, bandiere e tanti capi che tutti bravi a parlare, tutti a comandare, menti borghesi e figli di papà che si armarono tutti con spranghe e pistole. Ciccio pensava ma che stanno a fa, non capiva e perciò continuava a fumare. Tutti si alzarono e deciso già, via la rivoluzione, ci va Ciccio Terrone. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi quello che vuoi ma non voglio sparare mai. E Ciccio voltò le spalle e se ne andò e sperava nel giusto cercando un mestiere. E dopo 86 concorsi entrò arruolato nell'arma dei carabinieri, smise col fumo e poi si innamorò di un carabiniere del Basso Treviso, addestramento infine poi giurò e ad un tratto lo armarono per intervenire. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi quello che vuoi ma non voglio sparare, fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi quello che vuoi ma non voglio sparare mai. Na 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 na. C'era una volta una mentalità, una canna di mitra e di fronte ai due amici. Ciccio sapeva troppe cose ormai, salutò il suo cane, chiuse gli occhi e disse puoi sparare. E la sua anima poi si innalzò verso il cielo del sud, per il paradiso. Un angelo armato, Ciccio tu diventerai. Era il Padre Eterno che gli fece un sorriso. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi quella che vuoi ma non voglio sparare mai. Na 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 na. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi ma non voglio sparare mai. Ma Anton, ma tu e Mauro Spenillo quanta strada avete fatto prima di arrivare a questo pezzo che poi vi portò a Sanremo? Abbastanza, ma anche quella che serve, probabilmente perché nonostante tutto non eravamo ancora pronti strutturalmente ad entrare nel sistema musica italiana, perché non basta avere, credo, per quella che è la mia esperienza personale, credo di parlare anche a nome di Mauro, non basta solo l'esperienza musicale per affacciarsi ad un palco come Sanremo, ma c'è bisogno di una struttura imprenditoriale, la parte razionale, la parte che noi fortunatamente non avevamo. Tu e Mauro all'epoca erano guaglioncelli. Mauro era piccolino, insomma io ho iniziato con Mauro la prima volta che ho urlato, sta una cassetta che ci testimonia al KGB a Napoli nella sanità, dissi Mauro Spenillo 13 anni al piano, perché fu lo svezzamento che io, cioè l'età che ha mio figlio oggi, e io mi portavo Mauro già in giro, ed è sempre stato il mio fratellino, diciamo, musicale. Poi crescendo insieme Mauro è diventato la montagna che è oggi, no? E credo che la strada, dicevo, quella che bisogna fare per arrivare a un festival è questa. Parallelamente poi c'è tutta un'altra strada, che è quella dell'essere accompagnati, dell'essere
probabilmente rappresentare strutture importanti o produttori importanti, o, insomma, queste sono le due strade che ci hanno permesso. Noi avevamo Vincenzo Micocci, insomma, che è il discografico, la famosa hit, storico della hit, l'uomo che coniò insieme a Melis il termine cantautori, e quindi il papà di Lucio Dalla, Antonello Venditti, Rino Gaetano, tantissimi, insomma, Francesco De Gregori. E quindi insomma questo ci portò su quelle tavole. Simone, invece tu oggi saresti pronta per Sanremo con un Micocci alle spalle? Guarda, se mi invitano ci vado, ho dei dubbi, però mi rendo conto la pressione, la tensione che si vive un artista stando davanti a quel pubblico e a tutta Italia, perché è una grande pressione. Ma io leggevo un po' la tua bio, no, prima, e praticamente vedo che dai 99 Posse, dalla voce dei 99 Posse ai tuoi progetti personali, dal napoletano all'italiano, poi c'è questa cosa del portoghese. Ma tra tutto questo mondo, voglio dire, queste varie sfaccettature, c'è una priorità? Guarda, ultimamente la priorità è scrivere cose mie che mi rappresentano. Inevitabilmente all'interno di queste cose che scrivo ci sono tutti questi mondi. Quindi ho smesso di domandarmi quale è la mia etichetta, qual è il mio personaggio. Faccio tutto, continuo a fare tutto. È una somma di cose. È una somma di cose. Poi c'è chi mi dice dovresti fare magari solo musica brasiliana, o dovresti fare solo blues. Dovresti, no, leggo qua una scaletta. Dovresti, cosa sta per arrivare? Vabbè. Tu sai che poi devi andare. Allora, poi te la vedi tu devi andare a parare poi in quella direzione. Esatto, tanto te poi la guidi. sì, ci passiamo sì, cerchiamo di passare dal un po'. Brasile, da Copacabana al Mississippi, comunque ci passiamo, e a me mi diverto a fare tutto. C'è stato un passato di musica ska, musica reggae, quindi non ti fatta mancare niente? No, anche la musica classica, addirittura Mozart, Don Giovanni, sì, con l'orchestra di Piazza Vittorio, quindi cioè, sì, poi comunque diplomata in conservatorio, cioè nel senso che comunque che non è un dettaglio. No, quello era per fare contento papà e per dire guarda, io non è che voglio continuare per questa strada, quindi ti faccio contento col pezzo di carta, un altro pezzo di carta, e andrò avanti per la strada della musica. Tra l'altro dicevo prima a lei che io, quando ancora abbiamo capito che ci conoscevamo ma non ci salutavamo, però quando ancora ci conoscevamo ma non ci salutavamo, io sono stato per caso al diploma al conservatorio di Simona Bo. Al tuo diploma poteva mai mancare Frischi? No, era già Prezzemolino. Era già siamo amici. Lui è Olio e Prezzemolo. Cioè, anche Olio. Bene, capisci bene. Però tutto ciò era per andare a parare, vero? Sì, perché adesso ci fai sentire un po' di Brasile. Un po' di Brasile. Sì. Un po' di Sadace. Upa, neguinho, na estrada, upa, pra cá e pra lá. Veja que coisa mais linda, upa, neguinho, começando a andar. Upa, neguinho, na estrada, upa, pra cá e pra lá. Veja que coisa mais linda, upa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Ziquezira, posso emprestar. Valentia, posso entregar. Mas a verdade só posso esperar. Para valer, baruba. Para valer, baruba. Para valer, baruba. E che gli vuoi dire? No, perché niente, sì, niente. Per molti anni, tu prima mi hai chiesto, diciamolo dopo, perché Bo
Sì. che non sapevo le mie origini, e per tanti anni mi sono data questa provenienza brasiliana, ma in realtà non è. Ma infatti ti viene da dire provenienza. Provenienza brasiliana. Infatti non è un caso, un lapsus Sì, freudiano, esatto, capito? esatto. E abbiamo due ospiti che sono, per motivi diversi, secondo me parecchio trasversali. Cioè, siete due artisti che non hanno mai scelto uno scaffale e basta. Sì. Secondo me, sia a livello di genere, diciamo, quindi tu dici ska, tu sicuramente hai un punk Sì. addosso, però vi è Un piaciuto punk addosso, un questa punk addosso, questa cioè, me la segno cioè, perché- me puzzi de punk, perché però mi piace assai. però non vi siete mai, diciamo, fossilizzati né dal punto di vista del genere, né dal punto di vista, che è una cosa che è un tema che io trovo molto interessante, della questione dell'aspetto politico della canzone, io di quello che fa. Credo che sia, ora questa è un'opinione personale, ma credo che sia talmente noioso entrare in uno stile preciso per cui ho la sensazione della disciplina, ho la sensazione della scelta a tutti i costi, e mi arriva come forzatura. Non è possibile che un artista, un musicista, un compositore, un autore si svegli la mattina ed è quello. Simone, invece tu, tra le altre cose, tra tutte queste tue sfaccettature, fai anche i musical, fai anche teatro, no? Ti sei in passione con Sì, Viva Calepre. Infatti, passione con direzione artistica di Federico, e lì mi incrocio con tutta la scena napoletana, da Irene Scarpato, Dario Sansone, Colella, La Maschera, e poi vedi Sanremo, se ti invitano a Sanremo, io ci vado a Sanremo quest'anno, però vado come a maggio, quando è già finito tutto, con uno spettacolo. Misero in rosa. Esatto, i fiori li vedrò. Cosa ci fai sentire adesso? Adesso faccio ascoltare una canzone che proprio ho iniziato a scrivere a casa di Peppe e Vittoria, e sono i miei due anche soci della nostra etichetta discografica Naina, magari ne parliamo dopo. A casa di Peppe c'è questa vetrata al Monte di Procida, a Rodino Marifacci, e stavo scrivendo una canzone, volevo proprio, diciamo, ero ispirato a quello, quel giorno mi sentivo così ispirato e stavo di spalle e dissi ma c'hai questo davanti, perché non lo guardi? Cioè, perché solitamente si scrive una canzone sul mare, la si scrive a casa, la si scrive in un ambiente chiuso, cautine, proprio respiratelo, cioè portatelo dentro. E mi venne poi questa voglia di abbattere tanti luoghi comuni, tanti stereotipi sulla città, e scrissi questa canzone. A me Napoli mi piace il vento, non me ne è mai fottuto niente lo sole. Per me Napoli è una creatura, a reto banca, o primi giorni in scuola. Per me Napoli è un nonno mio, quando sta neve e lenzuola. Per me Napoli è la prima volta, la prima parola, quando dici sta amore. Io prima cavaci, che ha girato un pallone, mari lasciato ne sempre faccia, non noia. Si urai e spallo mare non darà per braccia, o mare è come me. Mm-hmm. Mm-hmm. Si o mare è come me, a Napoli non si muore solo con una pistola, assaggerenne chi ha tradito e chi tradisce ancora, e chi si chiagna un cuore, chi non si sporca in mano, perché un nemico in sta città è proprio napolitana. Come campammo a Napoli lo sape solo Dio, ecco che compagni miei, ma che ne parlammo a fare? Se tu vuoi solo sapere, a Napoli come si fa morire, e sputo sto veleno e sai in coppa e spalla mia, cantando a piera nura in coppa reni a balla, e che stia speranza mia.
danza, la speranza mia. A me Napoli mi piace il vento, non me ne è mai fottuto niente lo sole. Io tengo la faccia in un scugnizzo, che la città va bene ancora. E vedo come rifaccio e penso, che ti voglio bene ancora. È solo chi Reno Mare faccia può capire certe cose, no? Quindi volevo ringraziare di nuovo Federico Lungo alla chitarra e Graziano Donatone al Rhodes, che questo pezzo l'hanno penso sentito stamattina. Sì. E quindi Comunque poi dovremmo trovare un nome alla resident band di Vulcanici. Poi ci pensiamo. ma sono verso la puntata 2-3 ci dobbiamo così, arrivare. sono due giganti così importanti, cioè è Ma difficile. tanto più, Cioè due che sentono. Vi faccio sapere. Io sono bravo con i nomi, Lui è un titolista fenomenale, è vero. però lo devo azzeccare giusto. Invece Simona, io adesso ho sentito che tu prima dicevi che adesso è anche un momento che tu stai scrivendo, no? Che stai scrivendo, perché io so che i cantanti hanno il momento giusto per scrivere, che c'è quel periodo dove sono un vulcano in continuazione. In questo momento che momento è? In questo periodo non sto scrivendo. No, nell'ultimo mese. Quindi stai campando di rendita praticamente? Sì, ho scritto cose prima l'estate scorsa, settembre, e poi da allora Come ti sono devi fermata. sentire per scrivere? Cioè, qual è il mood? C'è qualcosa che mi deve colpire tantissimo emotivamente, che può essere qualche notizia al telegiornale, molto facile, oppure tipo mio cugino che mi dice una cosa, mi dice devi scrivere una canzone come Baby K, per esempio, no? Ok. Perché così hai successo, e lì ho scritto un testo lunghissimo sfogandomi su questa cosa, con l'obiettivo poi di voler fare una canzone allegra, perché comunque è così uscita questa cosa che chissà quando uscirà, quindi cose di tutti i giorni. Quindi, che ne so, un giro. Tu sei una di quella che scrive e poi mette nel cassetto, oppure poi sei subito? No, io metto a O ti terra. pubblichi sotto come viene fatto? No, io mi pubblico sotto, nel senso che voglio pubblicare. Kardashian, Kardashian, in questo senso. però non dipende tutto da me. Quindi c'ho altri musicisti, c'è lo studio, poi ovviamente quando inizi a buttare a terra la struttura ti vengono 1000 idee e sembra che Cambia il pezzo giorno per giorno. non è mai chiuso. Quindi anche il pezzo che mi ha ispirato mio cugino, so che lo devo riprendere, perché so che ci sono delle parti che non sono convintissima. Forse era meglio che tuo cugino se facevi fatto tu quel giorno. No, in realtà è che io poi quel pezzo l'ho girato a qualcuno per farlo sentire, mi hanno dato dei consigli e allora ci devo ripensare. Però secondo me l'artista non deve ragionare così, non deve far sentire le cose agli altri. No, però perché poi ognuno dice la sua. No, infatti l'ho fatto sentire a una persona di cui mi fido ciecamente. Al beta testa affidabile. Sì, quindi mi fido e dico ok. È un po' quando uno poi ha una patologia e chiede al parere a 10 medici, no? Poi non sai poi i parenti. quale cura prendere. Secondo me uno deve affidarsi a una persona. Ma delle volte è importante uscire dalle proprie convinzioni. Anch'io ho sempre ragionato così e spesso ho sbagliato, perché quando il consiglio è sbagliato tu te ne accorgi, perché tendi a snaturare quello che vuoi e tendi ad accontentare la parte che la sta richiedendo. Quando invece è un consiglio per cui tu all'interno, perché noi tendiamo, penso Simona
a un certo punto si azzecca, cioè vai in una dimensione parallela. Sì, non per c'è cui più la lucidità. non torni giù. Chi è coinvolto non è più lucido. Tu tendi la mano e qualcuno la deve prendere, poi fai come cazzo ti pare, cioè non te ne fotte. Però quel confronto ti aiuta a ridimensionare tutta quella che è l'opera creativa, altrimenti ti perdi. Sì, ci vuole la persona lucida. Succede che perdersi è vero. straordinario, il problema è a tornare. Esatto. Cioè, se non rimanere lì, perché se rimani prigioniero in quella dimensione parallela diventa complicato. E per quello poi ci vuole portarla tempo, avanti. perché tu ascolti quel consiglio, lo elabori, lo Esattamente. metabolizzi e poi capisci veramente a distanza di tempo. Sì. A distanza di tempo c'è chi invece subito fa. Perché scrive purtroppo nella convinto. nella dimensione artistica purtroppo c'è la post-produzione. Cioè, nel senso che tu finché sei ispirato È sempre un file aperto. Parliamo da Hendrix a Jim Morrison, cioè quegli anni avevano questo potere di fare anche le cose di 12 minuti, no? I dischi dei Genesis, cioè nel momento in cui entri in una dimensione così parallela nel grande territorio dell'ispirazione, del creare, no? Quella straordinaria terra che chi ha Con l'intro musicale di 4 minuti. chi ha questa fortuna di entrarci lo può fare chiunque. Il problema è che a Roppe esiste una post-produzione, cioè nel senso che tu a Roppe la concretizzata, di fare qualcosa che, se no altrimenti gli artisti, io direi che secondo me sarebbe una terra così bella per far vivere gli artisti tutto quanto e ne facciamo tornare più, perché lì è straordinario. Poi però è a tornare, ecco perché è importante avere un confronto. Ma tu ce l'hai presente, Enrico Esente? Enrico Esente si rinnova ancora. Di fianco alla sede storica a Napoli in via Arenaccia 106, il nuovo showroom exclusive. Camere da letto e cabine armadio su misura e tanto spazio per la linea living. Approfitta della svendita promozionale su tutta la merce in esposizione, a casa tua in un solo giorno. Ma tu ce l'hai presente, Enrico Esente? Ma tu ce l'hai presente, Enrico Esente? Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Cerchi un fornitore di energia con offerte imperdibili? Che ti dia la possibilità di acquistare prodotti green senza mai rinunciare alla qualità? E con servizio cliente efficiente ed affidabile? Io quel fornitore l'ho trovato ed è Union Gas e Luce. E grazie all'app puoi gestire le tue utenze in totale autonomia, perché Union non ti lascia mai solo. Voglio. Mo stiamo un po' esagerando, eh? A proposito proprio della questione della scrittura, insomma, ovviamente c'è un tema, noi ci giriamo intorno, però questa trasmissione si chiama Vulcanici, musicisti, artisti, ovviamente più o meno dalle parti di Napoli, diciamo. Ci siamo anche allontanati, però restiamo da quelle parti. E ad oggi credo che il tema della napoletanità allora lui fa il napoletano non napoletano che a me mi fa morire quando faccio una città stratificata, bellissima. Io non solo io, frequento una serie di persone. Comunque, durante la serata cominciamo a parlare. Consentimi così. solo questa cosa, poi magari è un argomento che allora, Freschi dà il meglio di sé quando canta Berlusconi napoletano. Sì. Ho avuto qualche... Quando canta le canzoni di Apicella e Berlusconi è Freschi nella sua massima espressione. È una mia passione e da oggi è pubblica. A proposito di questo argomento,
vi volevo porre questa questione, e cioè ovviamente tu hai cominciato cantando A terra mia questa puntata. Mare Faccia l'abbiamo sentita dopo. Siamo orgogliosi, si no, sente ovviamente l'orgoglio. diciamo non c'è nessuna voglia di cambiare accento per far sembrare qualcosa che non è, o di parlare d'altro. Ma voi avvertite o non avvertite il rischio di una retorica rispetto alla questione della provenienza, in particolare della provenienza da Napoli? E se sì, quali sono, magari in fase di scrittura ma anche in fase di interpretazione, quali sono i campanelli d'allarme che dice aspetta, fermo, se dico questa cosa o se faccio questa cosa, visto da fuori, ma anche se io stesso mi vedessi da fuori, avrei un'idea un po' di non ci credi veramente, lo stai dicendo perché è da dire. Io? Allora, questa è la guerra delle guerre, no? Cioè, io personalmente sono entrato nella retorica del non retorica, cioè nel senso che quando ho esplorato le forzature che tendono ad escludere delle cose che rischiano di diventare retorica, mi sono trovato peggio, cioè nel senso che ho avvertito delle forzature addosso, per cui io credo che non esista retorica quando c'è verità. Esiste lo stereotipo e il luogo comune quando questa cosa viene costruita per esternare la cosa pacchiana. Cioè, credo che sia grande abilità degli interlocutori capire dove sta la retorica e capire dove sta un'identità che rivendica le proprie appartenenze, le proprie radici. Poi che dentro di noi esista Pulicinella, ecco, questo è un dato di fatto. Tu da questa cosa non ti puoi scansare. Ma io penso Troisi nel film No grazie ci sono delle cose, poi un festival di Pulicinella c'è qualcosa che comunque in qualche modo, anche quando ne crei satira, ironizzi, in qualche modo comunque tu ci entri, ci adra sì. Ma infatti forza. Ci sono persone che poi ci vogliono proprio entrare proprio di proposito nella assolutamente. Noi io credo quelli che scrivono canzoni in qualche modo su questa cosa tu fai conto, cioè lo devi comunque affrontare questo grande tema, e credo che l'unica porta che ti permetta di uscire da questa cosa è la verità. Cioè, se c'è una sincerità di fondo, se c'è un'onestà intellettuale, il rischio non ci può stare, perché ci può essere quello dell'esagerazione, che può essere quella dell'incorniciare in un certo modo, però tu in qualche modo quando parli di identità di sta città e parli del tuo, io vengo da 43 anni vissuta all'interno di un castello, cioè nelle mie vene scorre Rua Catalana, i quartieri spagnoli, ma scorre San Carlo, Omar, scorre il Molo Beverello, cioè ho avuto quasi come la città, cioè mi ha pigliato tutte le influenze, perché io andavo a dormire in un quartiere, quindi non posso parlare di Secondigliana, non posso parlare di Rua Catalana, non posso parlare di quartieri, perché io lo vivevo. Poi andavo a dormire nelle mura del castello. Però diciamola questa cosa, perché magari ai più questa cosa può sembrare sconosciuta. Cioè Antonio, quando dice io mi dormivo in un castello, lui praticamente viveva... avevo delle lunghe trecce. Viveva... No, lui lo dice come lo dà per scontato, sì. Però magari è più questa cosa non è popolare. Non è popolare. Lui viveva nel castello che è il Maschio Angioino, perché il padre era coordinato, era custode. Era il custode del Maschio Angioino, e quindi lui viveva all'interno con tutta la sua famiglia all'interno del Maschio Angioino, dove poi sapete napolitano come sono fatto, no? Tu ci dai poco, quando era aperto proprio studio sì, dopo Maschio Angioino, ma lo studio, quando lui parlava di Gragnanello Namalone, io rindo Maschio Angioino. No, lo studio è la parte più sana, perché io poi ho vissuto il Maschio Angioino anche in maniera punk. Cioè ho fatto vivere al castello, anche il castello mi ha regalato tutte le influenze. Ma sono reati prescritti, Anto, perché preferirei non parlarne. No, infatti non ne parleremo. Però come dice Enzo Gragnaniello, è chiaro, ma questo poi vale per la città e non vale per il castello. Il castello mi aiutava a chiudere le porte
e ad allontanarmi da una serie di realtà che potevano partire dalla borghesia agli affni, alla peggio microdelinquenza che ho frequentato e che ne vado fiero per aver strutturato la mia persona Rugiattil fino all'ultimo dei latitanti, cioè, perché questo la città offre, tu non puoi prevedere altro, no? Tra l'altro da questa Cioè, questione della residenza deriva il soprannome di Principe. da qui nasce Principe, che mi affibbiò Il principe dei delinquenti. mi affibbiò il capo della polizia allora, Antonio Ammaturo, che mi chiamò per la prima volta Principe, me lo sono tenuto, e che fu poi ammazzato dalle Brigate Rosse per volere di Cutolo, e me lo sono tenuto. Quindi poi tutta questa storia e Manerit scrivere un libro lo sto facendo finalmente, e ne sto scrivendo anche un libro. Devo dire questa cosa che è brevissima. Dove oggi c'è il parcheggio al Maschiangino, cioè tutta quell'area dove si parcheggia, c'è parcheggiato. Chi l'ero parcheggino? All'epoca c'era una macchina parcheggiata là dentro che era la macchina di Antonio. Ero parcheggino. Quindi vi faccio l'infanzia che ha vissuto, l'infanzia e la gioventù che ha vissuto anche le biciclette. quest'uomo. Ho una cosa in comune con te, e cioè che la mia prozia era sposata con il guardarobiere dei Principini. Faceva di nonna. Ma scima parenti, io sapevo. Sì, e quindi viveva al Palazzo Reale. Vedi? E nel fine anni 90 ha avuto lo sfratto perché doveva lasciare anche i noi locali. nel 2004 siamo più usciti. o meno sì, quel periodo là. Adesso non c'è più, è stata per un periodo la casa del nuovo subentrato, ma poi credo per scelte del comune adesso c'è Camillo, che era un caro ragazzo che stava con mio padre, che è il responsabile del Maschiangino, e quindi il custode nuovo non c'è più. Lì in quella che era casa nostra, la torre dove avevamo lo studio, adesso ci sono uffici, credo che faccia forse beni culturali eccetera. Ci devo andare perché stiamo girando delle immagini, sto creando un docufilm e sto scrivendo il libro, quindi ci tornerò perché insomma che bello. quella è la mia pelle. Io quando sono uscito per 15 forse 20 giorni io dormivo sui prati di Piazza Municipio, non riuscivo ad andare nell'altra casa e dormivo per far vedere a mia madre, buonanima, che tornavo a casa. Poi in realtà quando mia mamma appena iniziava a russare io me ne scendevo e andavo fuori. Avevo proprio da tagliare un cordone ombelicale. È stato così forte il mio rapporto con quelle mura che non riuscivo a staccare, mi sentivo bene quando, tra l'altro siamo usciti a maggio, quindi il 6 di maggio, dormire sui prati che adesso non ci stanno più, cioè almeno la gran parte per i lavori eccetera, dormire su quei prati Foro Castelli mi dava c'era la data, no? Dove ogni giorno mettevano la data, mi dava un senso di pace. Ogni mattina arrivavo fioraio, spostavano e poi mi sembra che Gragnanello esattamente se non mi sbaglio, poi Gragnanello era uno di quelli, no? Gragnanello lavorava Gragnanello era giardiniere del comune, giardiniere del comune, giardiniere del comune che ha conservato per un grande tempo, e poi se lo teneva stretto perché era un bel lavoro. No, però lui un giorno mi ha raccontato che poi un giorno, quando lui poi incominciò a diventare quello che è oggi, lui andò in comune per dire non merito più di avere questo posto, perché poi se io devo tenermi questo posto a discapito di qualcun altro che ne ha bisogno, io oggi non ho più bisogno, quindi lui rifiutò rifiutò il posto. E il Gragnone per farlo prendere poi a qualcun altro. Che dicevi tu prima? No, che insomma questi luoghi, questo ricordo all'infanzia, all'adolescenza che mi porto anche io, e poi che mi ricorda la mia prozia, che l'associo ad un periodo storico che non ho mai conosciuto, anteguerra, mi fa pensare a una Napoli molto romantica, e quindi inevitabilmente io penso a Napoli forse in modo retorico, ritornando alla Ma Napoli per anni è stata la capitale della cultura d'Europa, quindi voglio dire, quindi quell'area forse che tu dici adesso si respirava ancora. Forse comunque anche qui bisogna contestualizzarla questa cosa, che proprio per citare c'è sta retorica e c'è sta retorica. Addostamien. In che senso? No, in generale. Visto che tu comunque scrivi, produci, canti, ti arrangi, ti arrangi, come hai detto tu prima, questo il punk Tino Punk and Wall, cioè,
in questo momento musicale, che comunque Napoli ha sempre dei buoni momenti musicali, Sì, e poi sì. c'è quello là che piace a te, poi c'è quello che Sì. non piace a te, però c'è sempre un buon momento musicale Sì, Napoli, no? parlavamo prima, no, di Simona e di me, che di fare queste svariate, diciamo, di avere queste sfaccettature e tante facce Perciò dico- artisticamente. Allora sta bene. Se uno si approccia proprio alla vera napoletanità, no? Ora mi vengono in mente nomi giganteschi, no? Anche recenti nostri, Peppe Barra, no? Tu hai la possibilità di tuffarti in una serie di quelle che parlavamo prima, le contaminazioni, no? La possibilità di rappresentare questa napoletanità, perché come dicevi tu, Napoli ha la possibilità di accontentare tutti. A me mi piace pure quello che agli altri fa schifo, non che mi piaccia musicalmente, mi piace che esista pure quello che agli altri non piace, perché non c'è sta bisogno di far piacere e nemmeno guardare. Quindi in questo momento la città storicamente si sta fissando attraverso qualcuno a individuare con la lente di ingrandimento i buoni, i cattivi, i meglio, non i meglio, i ricchi, i poveri, che è un disastro. Per questa città è un disastro, è sempre esistito e viva Dio, spero che sempre esisterà questa diversità della città, e nel momento in cui la si vuol far diventare disciplinata così, è lo stesso discorso artistico musicale, vuol dire andare ad adeguarsi ad una serie di regole. Per fortuna la città ancora resiste e resisterà, perché storicamente è così Napoli, e quindi no, se no la distruggi, neanche ci sono riusciti. renderla quello che vogliono loro non ce la fanno. E quindi credo che musicalmente questa fortuna bisogna notarla, cioè chiunque sia creativo in questa città, e un po' lo sono tutti, chi lo fa per professione tiene una grande stella cometa, cioè stai sempre là, stai sempre sulla tua napoletanità, io continuo a dire onesta, vera, leale, quella è secondo me la migliore arte contemporanea e futurista, perché per il resto io onestamente trovo tante belle novità, però mi arriva così un surrogato di tutta una questione mondiale di questo momento, che sono le influenze, le guerre, le brutture, i social, tutto ciò ha creato una insalata anche di cose terribili, orrori, e la fortuna di avere, se stanno accorgendo molti nel mondo, no? Anche grazie appunto a qualche opera bella nei social, che questa città te ne vive, cioè ti dà qualcosa che se tu interiorizzi e valorizzi, non c'è sta bisogno la vendere, c'è bisogno proprio io parlo di salvezze personali, parlo proprio di stabilire una propria priorità nel quotidiano, che è quella di questa napoletanità, cioè questa per me è la bandiera mia. Cioè quando mi sento circondato di napoletani così, mi sento in una terra così privilegiata, in un territorio così importante, così unico nel mondo, che chi si muove qua? In un gioco del mondo dell'universo parallelo, Simona Bo e Antonio De Carmine si non cantavano, si non scrivevano, ma che facevano? Io probabilmente non esistevo, no? Vabbè, Antonio Principe, no? Antonio facevo principe, scuccava. Credo che comunque anche Simona, poi ci sono delle cose che io per esempio seduto qua prima sentivo Simona nelle sue performance, t'arrivo, noi diciamo fatto, no? Cioè quando qua non ci sta bisogno di scrivere, sì, tu tieni un fatto come ce l'ha lei, tieni un fatto, quindi in qualche modo la traiettoria viene a pigliare. Non è una scelta, è inevitabile, cioè, è inevitabile. Cioè, tu non hai percepito per esempio il momento della tua vita in cui hai detto ma allora lo posso fare davvero, e quindi non è un hobby, e quindi posso evitare di pensare di fare qualcos'altro. C'è stato il momento in cui ho capito che questa era la mia strada, infatti su Orsola Bene in Casa conservatorio, perché c'è stato il momento preciso in cui ho detto altro non posso fare, perché questa è l'unica cosa che mi rende felice, se non posso essere felice non posso fare altro, quindi era
obbligata la strada, perciò non riesco proprio a immaginarmi come. Ok. Quella alla fine Forse- è un imbuto, è come se fosse uno, deve uscire tutto. Forse avrei tutto da fatto lì. l'attrice, ma comunque Comunque sarei diciamo, rimasta lì. L'appartamento è Sul quello. È palco- un'altra stanza, ma l'appartamento Sì, è quello. sì. Chiaro. Tu invece non. Io credo che Principe a parte. No, e allora qua in qualche modo poi cerco di guardare anche quella che è la realtà, no? Cioè, in qualche modo io faccio questo, ma non faccio questo. Cioè, io la mia vita, la mia giornata me la riempio anche di mille altre cose, cioè nel senso che questa è una di quelle per cui se non avessi scritto, se non avessi scelto di scrivere canzoni, probabilmente mi dovevo tuffare in un qualche cosa di simile, perché è stata un'esigenza da piccolino, perché non riuscivo bene a comunicare con la parola e perché non riuscivo bene, mi sentivo a disagio. Cioè mi sono trovato una forma di pelle, mi sono ritagliato la mia pelle, perché quando stavo la chitarra a mano e notavo che si accorgessero di me in qualche modo se dovevo dire qualcosa, cioè con mia mamma per esempio quando mi ha vista a Sanremo dopo 15 anni di musica, ma tu canta, ma tu suoni, cioè, anni vissuti con lei, non che tu dici ma tu stai andando allora ero vero che facevi, capito? Cioè, perché poi quella roba trasforma, ecco, e credo che l'esigenza della scrittura sia questa, poi alla fine è una forma di rifugio, è una forma, almeno per me, è una forma di protezione, e in qualche modo uno sa da proteggere, ma se non era scrittura sarebbe stato qualche cosa di simile, c'è chi gioca a calcio, c'è chi tra le altre cose io non penso nemmeno di avere un talento, quindi il mio non è aver capito di avere un talento e l'ho portato avanti. Io ho un'idea su questa cosa. Io conoscendoti bene, io penso che tu il meglio di te lo dai agli altri e non lo tieni per te. Purtroppo questa cosa mi ha ricevuto tutto quanto. Solo che non pensavo che ero prima. No. E mai a così mi resta notizia. Io non credo, cioè io non penso proprio, perché dovete capire che sono gli altri che sono bravi. E quindi questa cosa che se la fai è tu, chiaro, perché tra questi altri ci sta Andrea Sannino, ci sta, no, nel senso che se tu scrivi cioè è come scrivere della canzone a Mina, è Mina che è brava, quindi sei tu. Cioè alla fine ridimensioniamola sta cosa. Però Mina per prendersi una tua canzone deve essere bravo chi sta alla scrivere. Va bene, e questo può esserci, però io quando parlo, ma io guarda, questa non è falsa modestia, cioè questa è una forma di ragionamento ovvio. Per me il talento è una cosa importante. Chi ha un talento ha un talento, chi non ce l'ha non sa da mettere paura. L'inculcare nella testa della gente che se non tiene un talento non si nessuno, non è vero. Bisogna spiegare alla gente, ai giovani, che tu non ti fa bullizzare. Chi ha un talento ha un privilegio, ha un qualcosa per cui accende qualcosa. Se non tiene un talento, sviluppa qualche altra cosa che non è necessariamente. O talento poi fa paura. Sembra che qualcuno che non sembra escludere gli altri. E invece tu, senza talento, puoi avere una capacità di comunicazione o di scrittura o di interpretazione, ma anche di silenzio, cioè mi vengono in mente i mimi, i mute, cioè quello è a volte è l'altro che dice se c'è un talento. Potrebbe essere probabilmente in qualche modo non è quello il tuo talento, cioè nel senso che, certo. che ha così tante forme, sì. cioè, non può essere. Scusate, io non ho il dono della sintesi, quindi mi allungo sempre, ma no, tanto io voi lo vedevo Simona sapete. che a un certo punto sì, ha volevo fatto dire- le stava No, probabilmente sono gli altri poi ad attribuirti Esatto. un talento, Esatto. no? Quindi da solo non te lo sai dire, ce l'ho, non ce l'ho, sono gli altri che rispondono Sì, magari. no, io dicevo più nella consapevolezza, perché come dicevo prima, stare vicino a te e non riconoscere un talento vocale, una formazione, come i signori che abbiamo dietro di noi, c'è una formazione, quindi a volte anche quello aiuta, cioè sapere di avere delle attitudini e formarle, è quello poi il percorso almeno dei più grandi, no?
Quando invece anche studiando, anche cose, non si forma probabilmente qualcosa, ma succede in tanti artisti. Però sì, il talento attribuito dagli altri, come diceva lei, io penso a una cosa, cioè penso per esempio a una cosa che ho visto spesso, sia da quando ho cominciato più o meno a sonicchiare oppure a fare i video, diciamo negli anni che sono seguiti, ogni tanto ho trovato dei giovani talenti o dei ragazzi sostanzialmente, e mi rendevo conto che questi ragazzi erano spinti, buttati nella musica un po' troppo con questo talento raccontato dai genitori, un po' troppo menati dentro, che è una cosa che io per esempio non ho visto, e mi hanno sempre abbastanza supportato, ma cosa che succede anche nello sport, no? Sì, fai un po' quello che vuoi, esattamente come tu vedi il padre alla partita di calcetto del il figlio che è Maradona, che è Maradona. E questa cosa io che per esempio quando voglio dire suonavo, così facevo, i miei sapevano che andavo a suonare, ma non c'era ma non c'era questo supporto Forse altro, quello. ma non c'era supporto altro, nel senso che era ma c'erano spesso i freni, ma lo hai. Ma se non i freni, comunque una cosa dice tu che puoi fare, se poi puoi andare a giocare a pallone, cose, è la stessa cosa, fai quello tu. Cioè, nel senso è questo qua. Invece a volte ho visto dei ragazzini che poi dovevano in qualche modo rispondere a una domanda di talento. Esatto. Poverini. Poverini, perché lì ecco, come il panca addosso, là ci mette a Cignangol. Cioè crei delle aspettative per cui è lo stesso ragazzino, la stessa ragazzina che poi da se stesso sa da spettacolo, e lì è molto rischioso, perché rischia di essere deludente. La novità di quest'anno, diciamo di questa nuova stagione, è che avendo 2 ospiti insieme noi ci proviamo, poi se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo meno bene, però ci proviamo a coinvolgere 2 ospiti nel fare un pezzo insieme. Quindi quando poi ci siamo sentiti per organizzare questa puntata, conoscendo il background di Antonio, conoscendo quella che è la voce di Simona, ci è venuto naturale chiedergli se a loro gli faceva piacere fare un pezzo di Pino Daniele, visto che quest'anno saranno sia i 10 anni dalla sua scomparsa, sono già passati 10 anni dalla scomparsa. E niente, io voglio salutare di nuovo Federico Longo alla chitarra e il padrone di casa Graziano Donadona, che ci ospita nella sua struttura, che è l'Artistica Recording qui a Torre del Greco. Ma salutiamo anche tutte le altre maestranze senza di cui questa trasmissione non sarebbe possibile. Abbiamo il maestro Carmine Salcino che è stato promosso a maestro. È stato non lo sapevo. Maestro, ma tu non lo sai, ma è stato alla Festa del Cinema di Roma. Il maestro Red Carpet. Come ci è arrivato? Sai bene, la scenografia è curata da Daniele Campagnano. Abbiamo Giuseppe Giuseppe alla regia, alla regia audio che ci aiuta, che adesso sembra in una camera oscura di un night, così, perché c'è solo sta lucina rossa così, però è proprio lui. E grazie amici dello spettatore. Vuoi annunciare la canzone nel napoletano che conosci tu? Ma molto volentieri. È un titolo perfetto, si presta proprio alla perfezione. E questa è proprio una canzone che mi fa pensare, perché si dice che a Napoli ci sta il sole, però succede certi volte che a Napoli chiove. E come dice la canzone, quando chiove. E ti sento quando scendi in scala, i corsi senza guardare, ti vedo tutti i giorni, per renna per faticare, ma poi non ridi più,
e lontano se ne va. Tutta vita così e da stipo non morire. E aspetta che piova, l'acqua d'un fonne va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando piove, l'acqua d'un fonne va, tanto l'aria sa da cagnare. Questo programma è stato offerto da